Io e il mio migliore amico siamo usciti dal Padova Pride Village verso le 4, intorno alle 4 di mattina e c'erano un gruppo di ragazzi, una decina di ragazzi lì fuori che erano fermi lì e nel momento in cui siamo usciti hanno iniziato a urlare al mio amico e gli hanno tirato due pugni mentre che dicevano questa offesa, gli hanno tirato due pugni sulla mascella, sul lato sinistro. Io subito mi sono messa davanti a lui per difenderlo e una ragazza è venuta verso di me dicendomi calmati, calmati, devi svegliarti. Mi ha tirato due sberle in faccia, graffiandomi anche il collo. Negli occhi ancora le immagini dell'aggressione subita la notte tra venerdì e sabato all'uscita del Pride Village a Padova. Preferisce restare anonima la 22enne padovana picchiata insieme ad un amico. Troppa la paura di incontrare chi senza motivo si è scagliato contro di loro. Un'aggressione omofoba con insulti pesanti. È stata un'aggressione omofoba e tanto che quando la ragazza comunque si è avvicinata a me c'erano due ragazzi che cercavano comunque di togliermi insomma da questo mio amico, di spostarmi in modo tale che evidentemente volevano ferirlo ancora e quindi sì, è proprio stata un'aggressione omofoba e le sensazioni ancora oggi siamo entrambi turbati e spaventati. I due amici stavano chiamando un taxi per tornare a casa quando la banda di violenti li ha insultati e picchiati accanendosi sul 23enne. La ragazza ha cercato di difenderlo, ma è stata presa a schiaffi e graffiata. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I violenti sarebbero giovanissimi, un'aggressione che poteva avere conseguenze peggiori. Per fortuna un passante è intervenuto e ha aiutato i due amici. La speranza è che questo testimone possa farsi avanti con le forze dell'ordine per fornire dettagli utili a identificare gli aggressori. Siamo sempre usciti di notte, cioè nel senso non abbiamo mai avuto il timore, adesso sicuramente l'ansia c'è, ma non vogliamo abbassarci a questa aggressione, non vogliamo abbassarci a queste persone che ci hanno colpito e abbiamo voluto raccontarlo sia sui social che a voi, insomma, perché siamo stanchi di questa situazione, non è la prima e purtroppo non sarà nemmeno l'ultima.